Allora, primo giorno di zona gialla, insomma, però Confcommercio non è pienamente soddisfatta, soprattutto per la questione coprifuoco. Sì, sul coprifuoco c'è tanto da fare ancora perché riteniamo che sia inadeguato, inaccettabile il fatto di tenere ancora i cittadini italiani nelle loro case fino alle ore 22. È altrettanto inaccettabile non poter programmare tutta quella che è la stagione areniana e soprattutto la stagione turistica. Capite bene che le persone che decidono di andare in vacanza preferiranno di andare in Grecia o in Spagna visto che là il coprifuoco non c'è. Comunque piccola boccata d'ossigeno, almeno per i ristoranti, insomma, questa zona gialla. È una piccola boccata d'ossigeno per il 50% delle attività perché molti dei nostri soci non hanno né il Deor né spazi all'aperto. Stiamo facendo un grande lavoro con le amministrazioni comunali, compresa il Comune di Verona, per dare spazi a tutti i nostri commercianti in modo tale che possano almeno fare qualcosa. Speriamo nel tempo.